Buongiorno, siamo in una bellissima realtà aziendale del Basso Polesine, esattamente località Fasana, l'azienda agricola Salina d'Italia, e siamo in un campo, in un bellissimo campo che già in questo momento, in questa fase, siamo sicuri che qui avremo un'ottima produzione. È un biscottiero, si chiama Liam, che è inserito tra l'altro nella carta del mulino. Cosa si può dire? Innanzitutto è una varietà che si presenta anche abbastanza bene da un punto di vista infettivo, infatti no, infezioni oserei dire zero, in quanto noi abbiamo usato anche prodotti importanti e abbiamo usato anche concimazione liquida. Siamo partiti con 2,5 quintali di Organ Top, che è un organo minerale, 9% di azoto e 19% di fosforo, un prodotto che ha il 30% di sostanza organica, uno dei pochi organo minerali che ha il 30% di sostanza organica, e quindi il risultato è questo qua. Siamo passati nella fase di accestimento con 200 kg di Azo Super Trio TS NBPT, e quindi questi sono, ripeto, i risultati. Io vorrei anche capire dal rappresentante della EDF Man, l'amico Franco Franceschetti, se ci vuol dire 2 o 3 cosette su sto Azo Super Trio NBPT, TS NBPT. Prego. L'Azo Super Trio è quello che storicamente abbiamo sempre usato, prodotto dedicato al grano, perché ha un 21% di azoto nelle 3 forme, nitrico, ammoniacale ed ureico, ma soprattutto è arricchito con un 10% di zolfo, che è un mesoelemento fondamentale per il grano. Da quest'anno la Regione Veneto ha imposto che almeno il 30% delle unità fertilizzanti azotate siano inibite, e quindi questo ci ha dato la possibilità di anticipare, a fronte di una problematica che ci sono state meteorologiche, soprattutto di acqua, la possibilità di anticipare l'intervento, anticipandolo un po' prima dell'accestimento, proprio perché l'NBPT permette un ulteriore allungamento dell'efficacia e dell'assorbimento dell'azoto da parte della pianta. Chiaramente lo zolfo insieme permette di combinare la nutrizione con la difesa della pianta. Come potete vedere non c'è un'erba, in quanto abbiamo usato come diserbo l'Axial One della Syngenta, e l'abbiamo assieme allo Zipar di Corteva. Adesso io vorrei chiedere ai 2 rappresentanti che ci dessero una delucidazione del prodotto, in quanto qui, che era anche un terreno abbastanza infestato, non si vede un'erba, grazie anche alla collaborazione dell'amico Maccagno, che è sempre presente e poi puntuale anche negli interventi, che questo è molto importante per riuscire a ottenere un prodotto del genere. Dopodiché farò una lista finale per capire chi indovinerà quanti quintali usciranno da sto campo qua. Prego Benetti. Niente, qui praticamente abbiamo una conferma di quello che da alcuni anni, da quando è stato messo in commercio l'Axial One, può fare. È un prodotto che ormai si è consolidato e confermato come una sicurezza per quanto riguarda il diserbo, in particolare delle graminacee, e anche delle dico, perché dentro c'è il fluorasolo, ma comunque viene completato poi molto spesso, come è accaduto in questo caso, con altre soluzioni importanti. Dicevo che è estremamente importante capire anche l'elasticità che ci consente di questo prodotto qui nell'utilizzarlo, perché ci consente di intervenire sia presto, come è successo in questo caso, che anche in fasi più avanzate. Quest'anno è stato un anno particolarmente piovoso, e questo me lo testimoniava i responsabili dell'azienda, e quindi anche le finestre di intervento non sono state sempre facili da preventivare. Comunque in ogni caso direi che la finestra è stata scelta al momento giusto, perché il risultato è eclatante da quello che vediamo. L'amico Guarisi adesso ci darà una delucidazione di uno dei suoi diserbi, che è il Zipar, un diserbo di cotilenodicide molto importante, che la produttore di sementi polesane usa in miscele, in quasi tutte le sue miscele, e quindi prego Guarisi se mi dici qualcosa in particolar modo sullo Zipar.
Grazie Arnaldo. Mi piace il commento, non si vede un'erba, non si vede una gamba di un infestante, perché la prima cosa che dobbiamo ricordarci è diserbare bene. Qui abbiamo un'ottima varietà, ma il diserbo è fondamentale per produrre bene. Se vogliamo aumentare le produzioni, e qui avremo un grano produttivo, dobbiamo diserbare bene. E come si fa a diserbare bene? Ci vuole un diserbo che sia veloce, efficace, selettivo, che possa entrare nei programmi di filiera, quindi a residuo zero, che sia molto efficace anche sulle infestanti resistenti, tipo papavero, e che sia molto miscibile con il graminicida, perché il graminicida non deve soffrire la miscela. Anzi, con Zipar abbiamo tutte queste caratteristiche, quindi di selettività, efficacia, velocità, controllo papavero resistente, aiuto del graminicida, perché lo Zipar contiene molto bagnante, quindi aiuta anche il graminicida a funzionare meglio, ad andare di più. Possiamo rientrare nei programmi di filiera, e questo è fondamentale se vogliamo valorizzare il nostro grano, ed inoltre ci dà una grande flessibilità nel scegliere il momento di intervento con Zipar, perché quest'anno, annata molto piovosa, molto complicata, non era sempre facile entrare al momento giusto. Zipar ci dà, oltre a efficacia, selettività e velocità, anche una grande flessibilità. Assieme alla prima fase di diserbo, quindi con Axial One più Zipar, è mia ormai abitudine e consuetudine iniziare il trattamento con Pentac 5 ala della Diachem, che è qui rappresentata dall'amico più bello, e adesso ci darà una delucidazione anche lui per quanto concerne il Pentac 5 ala. Grazie Arnaldo, sì, il Pentac 5 ala è un fertilizzante composto da azoto, fosforo, potassio e di microelementi, ma all'interno ha ALA, quindi questo acido 5 amminolevulinico, quindi un aminoacido intermedio che è appunto un acceleratore di fotosintesi, aiuta la pianta ad assorbire meglio quella che è la parte nutrizionale del formulato, ma soprattutto biostimola la pianta a favorire quella che è appunto una fotosintesi maggiore, quindi a svilupparsi in modo più egregio, sviluppare quello che è l'apparato radicale e tollerare di più quelli che sono gli stress ambientali. Inoltre ALA permette anche durante la notte di andare a ridurre quella che è la respirazione e quindi rallentare quella che è la velocità di pianta, andando a ridurre il depauperamento. Io ringrazio più bello, volevo semplicemente dire che ormai sono 3 anni che io lo uso sul grano e ogni anno incremento mi viene aumentata la domanda di questo prodotto. Pentac 5 ala, a mio avviso molto importante. Dopo abbiamo fatto un secondo intervento nella fase foglia bandiera, infatti il Pentac 5 ala viene previsto con doppio trattamento.